Walter Onichini non era in pericolo di vita, ha sparato per uccidere il ladro. Si riassumono così le motivazioni dei giudici della Corte d'Appello di Venezia che in secondo grado avevano condannato il commerciante di carni di Legnaro per il tentato omicidio del ladro albanese che nel 2013 stava rubando nella sua abitazione. Una sentenza confermata lo scorso 10 settembre dalla Cassazione che ha fatto aprire le porte del carcere per Onichini. Le motivazioni della condanna non erano mai state rese note. Ora, nelle quasi 100 pagine, si legge inoltre che i giudici hanno esaminato a lungo l'ipotesi della legittima difesa, arrivando ad escluderla. Voleva fermare chi stava rubando l'auto e per fermare il ladro lo ha colpito più volte in zone vitali, dunque volendo la morte della vittima o il ferimento grave. La notte del 22 luglio del 2013 il ladro albanese, dopo aver rubato borsa e portafoglio, stava tentando di fuggire insieme ai complici con l'auto di Onichini. Il macellaio però esce dal balcone e spara. Poi carica il ladro agonizzante, dice per portarlo in ospedale, ma lo abbandona in un campo perché, racconta, viene minacciato con un cacciavite. Il cacciavite però non è mai stato ritrovato e le analisi hanno dimostrato che il ladro era stato collocato nel bagagliaio. Onichini ha sempre detto di aver sparato perché temeva che i ladri portassero via il figlio, ma non aveva verificato se il bambino era nella sua stanza o meno. Si legge inoltre nelle motivazioni. Un altro aspetto che ha portato i giudici ad escludere la legittima difesa e a condannare il commerciante di carni per tentato omicidio.